Chiamatelo il Cervino della Carnia oppure la Pinna dello Squalo, per tutti però rimane semplicemente il Monte Etruria, un colosso che sfiora i 2000 metri di quota e si erge solitario nel cuore della Carnia, circondato da pascoli alpini, boschi e ripidi pendii erbosi. Una montagna che con la sua inconfondibile sagoma domina il paesaggio e cattura lo sguardo già da molti chilometri di distanza. Raggiungere la vetta richiede un lungo avvicinamento, qualunque sia il punto di partenza scelto, ma ogni sforzo viene ripagato quando ci si trova ai piedi della montagna. Da qui inizia la parte più emozionante dell'escursione, una salita breve ma intensa che conduce a una spettacolare cresta aerea. Un percorso capace di regalare panorami mozzafiato e sensazioni difficili da dimenticare. L'ultimo tratto è attrezzato con cavo d'acciaio e segue proprio la cresta sommitale. Anche se le difficoltà tecniche sono contenute, l'esposizione è importante, questo tratto va affrontato con il massimo rispetto. Per questo è fondamentale percorrerlo in completa sicurezza, utilizzando un set da ferrata composto da imbrago, dissipatore e casco. Con la giusta preparazione e la dovuta prudenza, il Monte Etruria saprà regalarvi una delle esperienze più spettacolari e adrenaliniche che la Carnia posso offrire. Buongiorno tesoro mio, buongiorno squadra, buongiorno. Siamo nel parcheggio del campo sportivo di Forniavoltri perché dobbiamo raggiungere il Monte Etruria e conquistarne la cima. Allora, siccome la strada per raggiungere il Monte Etruria è una strada bianca estremamente noiosa e inutile, sono 7 chilometri, abbiamo avuto una genialata. E sì, quindi ci facciamo teletrasportare direttamente nella Malga, beviamo la birra. No, non è questa qua la cosa. Allora, abbiamo deciso di, eccoci qua, con le biciclette, le bike, raggiungeremo la Malga, da lì lasciamo le bici e poi prendiamo l'attacco del sentiero che ci porterà su fino alla cima del Etruria. Quindi Via si parte. via si parte. Il Monte Etruria si trova praticamente al centro del triangolo formato da Sappada, Forniavoltri e Rigolato ed è per questo che offre diverse possibilità di accesso sia per gli escursionisti sia per gli appassionati di mountain bike, risultando una delle montagne più versatili dell'Alta Carnia. Abbiamo lasciato Malga Etruria, direzione Monte Etruria. Malga Etruria, Monte Etruria, Cristina. Cartello che indica il Monte Etruria, salita che sarà bella impegnativa, 400 metri di dislivello in praticamente nulla. Eccoci qua, sentiero attrezzato Cecconi Carlo, escursionisti esperti, attrezzato impegnativo, quindi ci va l'attrezzatura da ferrata, assolutamente. Ci sono montagne che si impongono per l'altezza e altre che conquistano per il loro carattere. Il Monte Etruria appartiene a questa seconda categoria. Con i suoi 1931 metri di quota domina la conca di Sappada nel cuore delle Alpi Carniche in Friuli Venezia Giulia. Non è tra le cime più elevate della zona, eppure la sua silhouette slanciata e la sua cresta affilata gli hanno fatto guadagnare un soprannome prestigioso, il Cervino della Carnia. Il percorso è classificato EEA, escursionisti esperti con attrezzatura. Significa che non basta essere allenati, sono indispensabili casco, imbragatura, kit da ferrata e la capacità di muoversi in sicurezza su terreno esposto. Da qui alla cima ci attendono circa 380 metri di dislivello concentrati in uno sviluppo relativamente breve ma intenso. È proprio questa la combinazione di pendenza, esposizione e continuità a rendere il Monte Etruria una delle salite più appaganti delle Alpi Carniche. La salita non rappresenta difficoltà alpinistiche estreme, ma richiede concentrazione costante. Ogni appiglio va scelto con attenzione, ogni passo deve essere sicuro. Guardando verso la valle si distinguono perfettamente la conca di Sappada, mentre all'orizzonte iniziano a comparire alcune delle montagne più rappresentative delle Alpi Carniche. Ok, siamo quasi arrivati all'anticima, panorama da qua strepitoso, ragazzi, guardate, mamma mia, una figata, manca veramente pochissimo, l'anticima è lì dietro l'orecchio sinistro di Cristina. Esattamente, bravissimo, l'ha indicato perfettamente. Andiamo un attimino all'anticima e dopo si vedrà.
Ed è proprio qui che il Monte Tuglia mostra il suo volto più elegante. La cima assume la forma di una sottile pinna di squalo, una silhouette attraente e sinuosa capace di conquistare chiunque, anche gli scalatori più esperti. È difficile immaginare che una cima inferiore ai 2000 metri possa offrire una simile sensazione di verticalità. Forse è proprio questo il segreto del Monte Tuglia, non impressiona con i numeri ma con il suo carattere. Una montagna che in pochi chilometri concentra tutto ciò che rende speciale l'escursionismo alpino, una ferrata mai banale, una cresta elegante, una geologia antichissima e un panorama capace di ripagare ogni singolo metro di salita. Le sensazioni che ho provato percorrendo questo breve tratto sono state semplicemente vorrei che non finisse mai. Per la sua particolarità, posizione e forma, il Monte Tuglia può essere considerata una delle più iconiche montagne della Carnia. Quello che si racconta di lei è assolutamente vero, il suo fascino ti cattura, ti abbaglia. Certo, non sarà il Cervino, ma sicuramente è e sarà sempre una delle cime più amate dai friulani. Allora, tesoro, Monte Tuglia, breve ma intenso, assolutamente. Siamo arrivati fino all'anticima, poi tu ti sei fermata perché non te la sentivi, ci sta, per l'amor del cielo, è giusto così, è raggiunta la cima e questa volta purtroppo niente sassolino del sorriso, perché io questa mattina l'ho appoggiato sul cofano della macchina perché si doveva asciugare ancora un po' la vernice e lì l'ho lasciato e non l'abbiamo più ritrovato, chissà dov'è, in autostrada, non lo so. Boh, vabbè, e sto peggiorando, un pochino sto peggiorando, che già non ero messo bene, ora sto peggiorando. Bene, allora, vetta fantastica, panorama strepitoso, da fare assolutamente con il kit da ferrata. Noi almeno ve lo consigliamo così, perché ci sono dei punti erbosi dove si scivola e l'ultimo tratto è da fare assolutamente agganciati, per l'amor del cielo non vi azzarate a farlo senza. E adesso si scende giù e si beve la birretta della staffa. Esatto. Ok? Sì. Andiamo piano perché anche lì penso che sarà più difficile la discesa Assolutamente che sì. la salita, perché Sì. è molto ripida e scivolosa. Quindi portatevelo sto cavolo di imbrago, veramente, portatevelo dietro, per favore, Sì. portatevelo dietro. Andiamo? Andiamo. Quando si lascia la vetta per iniziare la discesa resta la consapevolezza di aver percorso uno degli itinerari più affascinanti di Sappada, una salita che unisce tecnica, natura e paesaggio in un equilibrio perfetto. Perché il Monte Tuglia non è soltanto una cima da raggiungere, è una montagna da vivere passo dopo passo fino all'ultimo metro della sua elegante cresta. Allora, siamo qua a Malga Tuglia e ci hanno dato dei formaggi meravigliosi. Raccontaci che formaggio è questo. Allora, questo è uno stagionato dell'anno scorso di Benissimo. Malga, che è di settembre. E qua invece E cosa poi vi ho abbiamo? dato una ricotta affumicata che è da mangiare al taglio perché ha solo 2 giorni di affumicatura. Fantastico, voi avete anche il miele, avete Abbiamo altri il miele. prodotti? Abbiamo il miele che è nostro, poi c'è la ricotta fresca Sì. e poi c'è il formaggio di stagione che lo apriremo appena sarà maturo, insomma. Perfetto, voi siete aperti fino a quando? Fino a fine settembre. Fine settembre. E riaprite? E noi stiamo al periodo estivo, e andiamo dai primi di giugno a Fantastico, poi a fine grazie mille. Prego. Fantastico. Grazie ancora, alla prossima, ciao ciao. Bene, il video termina qui, io dico e ridico sempre la stessa cosa, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili, zaino in spalla e alla prossima.